Grande festa qua a Rosolina Mare, un colpo d'occhio formidabile, un sacco di gente contenta e soddisfatta di mangiare le prelibatezze delle Proloco. Siamo con il presidente della provinciale delle Proloco, il mio amico Giovanni Ghisellini. Sì. Come stai? Abbastanza bene, dai, c'è caldo ma... Facciamo un giro? Sì. Facciamo un giro. Allora, spiegaci un pochino cos'è questa kermesse che più o meno sono 10-15 anni che la fate puntualmente qua a Rosolina e puntualmente ha un successo. Beh, un successo, come vedi, è proprio presente il successo. Qui è una kermesse dove ci sono 10 Proloco, dove mettono agli assaggi tutti i suoi prodotti, ogni Proloco ha il suo prodotto, quindi abbiamo Frassinelli col pesce, abbiamo Badia con la grigliata, dopo... Sì, ricordiamo che molto spesso le fiere delle Proloco sono vincolate anche a un discorso enogastronomico. Ecco, noi presentiamo i nostri prodotti locali del territorio, quindi questo... alla fine, visto che non è il primo anno, abbiamo detto più o meno 10-15 anni che lo fate, il riscontro che tu puoi valutare a fine dei 3 giorni? Beh, alla fine dei 3 giorni è sempre stato qui a Rosolina un buon successo. Come sai, siamo partiti la prima volta dal Moro, al bagno del Moro, e lì era un po'... Però dopo, quando siamo venuti qui in Piazzale Roma, è cambiato tutto, è stato un successo, ogni anno un successo di più. Ti ringrazio Presidente. Lui è il presidente, più presidente di tutti, perché è 20 anni che sei presidente. Ciao, grazie. Ciao. Il nostro Virgilio è Andrea Bergamini, presidente della Proloco di Rosolina, naturalmente ospite, che fa da ospite a tutte le altre Proloco. Facciamo un giro, Andrea. Benissimo, facciamo un giro. Allora, qua c'è il bar gestito da la Proloco di Rosolina, Proloco di Lorele e Proloco di Donato, Portoviro, dipende da come si vuole. Ecco, diciamo che ogni Proloco porta le le sue specialità. Noi abbiamo come Proloco di Rosolina abbiamo i dolci, perché non è perché a Rosolina sono bravi a fare i dolci, perché era una cosa che serviva per lo stand, per completare la cena, ecco, e allora ci siamo offerti a fare i dolci. Faccio vedere i tuoi... Buongiorno! Allora, i prolochiani più dolci della serata. Sì, ma non dolci perché sono bravi, no? Bravo. Qua siamo a Canaro. Canaro è famosa per i bigoli del Torque. Esatto. Bella che riprendiamo. Buongiorno Presidente, buonasera. Complimenti come sempre a Proloco Canaro. Bravo. Ciao. Proseguiamo con Arquapolese. Buonasera. Arquapolese, ricordiamo, città più del castello, e poi avete il palio degli occhi, avete un sacco di robe, bravi. E i fuochi. Anche perché dopo, finito Rosolina, a fine agosto ci spostiamo con gusto in castello a Arquapolese. Bravo, è vero, perché c'è questo gemellaggio. Gli amici di Corbola, ciao ragazzi. Gli amici di Crespino che sono venuti a visitarci. Qua siamo allo stand di Corbola, vedi cominciamo già diventati padroni. Vedi che sono tutti infatti sotto qua, presidente, già gemellati. Occhio che vi voglio prendere la maglia rosa, Occhio. Ciao ragazzi, buon lavoro. Qua siamo Castelnuovo Bariano, buonasera. Loro sono specialisti in arrosticini? Sì. E non solo? Quest'anno anche la zucca fritta. Zucca fritta, molto bella signora, molto bella signora, qua ci sono gli arrosticini che sono un piatto tipico di Castelnuovo Bariano. Qua ci sono le cucine. Abbiamo le cucine, riusciamo a lavorare perché c'è caldo. Esatto. Il presidentissimo lo sempre stato, l'abbiamo già visto.
Adesso andiamo nella parte E questa è la sinistra. prologo del Allora, presidentissimo. questo signore qua l'ho conosciuto, mi ha chiesto posso prendere il posto, tu hai detto tu puoi fare con quella faccia lì quello che vuoi. Ciao, grazie. Allora, Prasinelli Polesine. Ciao Prasinelli, signore, ciao. Specialisti del fritto di pesce. Anche loro? Eh sì. Anche loro, qua poi siamo Andiamo a Badia Polesine. Con la Presidente. Buonasera, qual è la Presidente di Badia? E lei? Buonasera Presidentissima. Ciao. Ciao. Loro propongono una grigliata e le patate fritte. Vabbè, è bello comunque questa varietà. Sì. Qua siamo a Porto Tolle, sai che io Siamo sono a Porto Tolle. l'uomo del Delta, buonasera, ciao. Anche qua fritto come se piovesse, ma non solo, c'è un fritto particolare perché è fatto con le vostre sarde, brava. E non solo, poi c'è anche le mazzancolle in saore, che è una specialità di Porto Tolle. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Poi siamo a Fratta Fratta Polesine, Polesine. buonasera. Buonasera Fratta. Tutto bene. Voi che specialità fate? Salumi misti? Hai il Gnocco pinzino fritto. anche? Con gnocco fritto che è una cosa più che nostra, più emiliana, però voi siete sul confine, bravo. Ultimo ma non ultimo. Allora, Questo è il volontario più blasonato. più blasonato e Non più posso noto. fargli le più foto noto. perché dopo mi sono No. iscritta. Ecco. Allora, Proloco di Donada. Ciao signore. Ciao Donada. Ma Antonella Ferro in versione ultra lavoro e con il sindaco. Però voi siete gli unici che hanno il sindaco come uomo di fatica. Ciao, Di solito l'uomo e di qua siamo fatica guarda al l'uomo di fatica. re del Bagigio. Ciao. Allora Presidente, un successo, un sacco di gente. Ma, Questo qua... sinceramente sì, allora ieri sera devo dimenticarla. dimentichiamo anche perché c'era un caldo bestiale. Ieri sera ho detto brave alle persone che sono venute a mangiare perché bisogna essere proprio bravi e fedeli alle Proloco per venire Poi a c'è stato mangiare. questo blackout, ma Poi questo c'è stato questo blackout, speriamo che si sia risolto totalmente perché Altrimenti con sono questo problemi. taglio qua ci sono veramente dei grossi problemi per tutti, per noi e anche per tutte le attività di Rosolina. Sì, Presidente, prima di andare via, faccio fare una piccola chiosa. Chi gira queste spiagge qua, io le giro abbastanza tutte, diciamo da Chioggia fino quasi a Ravenna, chi fa la programmazione più completa è Rosolina Mare, quindi a chapeau a quello che riuscite a fare. Ti ringrazio. È vero. Sì, ci lavoriamo tutto l'inverno per creare un'estate divertente per i nostri turisti e attraente. E la festa non è finita qui, va fino a settembre, quindi bravi. Vi ricordo martedì, festa del turista, che è la festa che completa l'estate di Rosolina Mare con i fuochi d'artificio e la tombola. Questo a Dal Moro. Dal Moro. E sabato 8 la Notte Verde con la Croce Verde di Adria in collaborazione, ci sarà festa su tutti gli stabilimenti, su tutte le piazze, dappertutto a Rosolina Mare ci sarà una festa unica. Grazie Presidente. Grazie a te, ciao. Sono venuto questa sera qua, turista per caso però, turista per caso, questa manifestazione bellissima e consigliere a tutti il pasticcio di pesce e il baccalà del Proloco di Donada, eccezionale, dopo anche altri piatti. Lei scommetto che è da Canicati. Da Canicati, lei è di Donada, l'ho scoperto! Ebbene sì. Voi da dove venite? Da Padova. Da Padova, avete già mangiato o dovete ancora mangiare? Fatto bene anche. Ma qua siamo nel Delta, non è che Sì. il Delta non tradisce. Ciao. No, mai. Ciao. Ciao. Anche Rovigo centro. Allora, voi che conoscete poco il Delta, ammettete che si mangia meglio sul Delta che a Rovigo? Ammetto. Abbiamo mangiato corvola, riso alla mosca, buonissimo, era eccezionale. Cotte di dove? Prasinelli. Di Prasinelle? Eccezionali. Siamo stati anche un po' da qua perché insomma... Perché voi siete cittadini del centro, quindi dovete farle tutti. E che cosa abbiamo mangiato? Abbiamo mangiato il fritto da un Prasinelli. Bene. Polesine meraviglioso. E quindi possiamo dirlo tutti e quattro, perché sono di Rovigo anch'io. Viva la provincia di Rovigo! Viva Rovigo!